Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora vedo che stamattina è pieno di soloni col sopracciò che sono molto intesiti, preoccupati, alcuni espressamente scandalizzati perché lo Stato di Israele tende a difendersi, tende a difendere le vite dei suoi cittadini e a, come dire, non limitarsi a subire l'offensiva a volte militare, spesso espressamente terrorista dei suoi nemici. Mi riferisco al doppio colpo inedito, obiettivamente dal punto di vista tecnico, sferrato dal Mossad in questi giorni, che ha fatto esplodere prima dei cercapersone in mano ai terroristi, non miliziani, come ha detto il Corrierone della Sera, terroristi di Hezbollah, e poi dei walkie-talkie in possesso dei medesimi, con un'operazione che il New York Times ha ricostruito, una società fittizia costruita in Ungheria, che come dire, ha lavorato per mesi per accreditarsi e poi ha fatto questa insomma grande operazione spionistica. Questo è l'antefatto. Il fatto è che si diffonde uno scandalo appunto perché lo Stato di Israele fa questo genere di operazioni. Allora vi proporrei un esperimento mentale, lo proporrei a tutti noi, quello di provare a calarsi a vivere un giorno come un cittadino israeliano. Anzitutto vieni da una storia e sai che quando il tuo stato è nato, subito a più riprese è stato attaccato da tutti i vicini circostanti per cancellarti, cioè per cancellare i tuoi nonni, i tuoi padri, per realizzare fino in fondo quello che Hitler non era riuscito a realizzare fino in fondo, cioè farla finita con gli ebrei. E se esiste è solo perché i tuoi nonni, i tuoi padri hanno vinto le guerre, hanno respinto questi attacchi. Quindi hai già questa memoria storica, ma poi c'è la tua attualità, che sta anche nella geografia. Cioè prendete la mappa dello Stato di Israele e vedrete che a sud confina, cioè che scusate, che nella parte sud di Israele c'è la striscia di Gaza. La striscia di Gaza da anni, tra l'altro abbandonata da Sharon per lasciarla ai palestinesi, da anni in mano ai tagliagole islamici di Hamas, i quali si è visto cosa sono in grado di fare il 7 ottobre. Irruzione nelle case dei civili, bambini decapitati, familiari legati tra di loro, qua è stato appiccato il fuoco. Non voglio riepilogare la galleria degli orrori. Comunque sul tuo fianco sud hai a che fare con le belve di Hamas. A nord c'hai i suddetti gentiluomini di Hezbollah, un'altra protesi del regime iraniano, che è il vero burattinaio dell'antisemitismo mediorientale e globale, che ogni giorno ti sparano addosso, ti mandano razzi, la cui missione costitutiva proprio nascono voluti dall'Ayatollah Khomeini per combattere e cancellare l'entità sionista. Tra l'altro non confini, ma sai che a nord in questo momento, sopra il Libano, non confinante con te, ma insomma nella stessa area, c'è la Turchia del sultano Erdogan, che espressamente è un nemico di Israele, più volte ha minacciato di intervenire con tutto il peso militare turco. Al confine di nord-est hai la Siria, la famosa questione delle alture del Golan, hai la Siria, un regime strettamente alleato col regime antisemita islamista di Teheran, che anch'esso minaccia militarmente quotidianamente gli israeliani. Confini poi anche con la Giordania e l'Egitto, coi quali attualmente hai un rapporto o di alleanza implicita o comunque di convivenza pacifica, ma perché hai vinto le suddette guerre storiche di cui sopra, non perché, come dire, ti hanno riconosciuto subito, perché hai dimostrato di tenere il punto. E nelle tue giornate sai che ogni giorno puoi subire un attentato, i tuoi figli possono essere nel raggio d'azione di un kamikaze, sai che a sud hai le belve di Hamas, sopra i terroristi di Hezbollah, dietro le quinte hai l'Iran che vive per cancellarti. E allora vivi in questa situazione e chiedo a tutti voi, ma devi comportarti, come dire, subire il tentativo di chi vuole un nuovo olocausto? O puoi difenderti, o puoi far valere quella che, grazie a Dio, è ancora la superiorità tecnologico-militare israeliana, che poi è anche la superiorità tecnologico-militare occidentale e che speriamo continui così? La risposta a me onestamente, se ci caliamo nel vissuto di un cittadino israeliano, mi sembra implicita nella domanda. Ciò detto, vi invito a rimanere qui perché ovviamente è giovedì, ingombe il Bamba della settimana del direttorissimo Vittorio Feltri. A tra poco.
Tra un manifesto